è un'alternativa al distretto, non è un'alternativa ai poliambulatori, ma è un nuovo modo di prendersi carico dei bisogni, soprattutto relativi alle patologie croniche. È la nuova prospettiva che riguarda tutte le case di comunità, un centinaio in Veneto, 8 nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana. Asiago, Bassano, Marostica, Romano nel distretto 1, Arsiero, Malo, Schio e Tiene nel distretto 2. L'investimento del PNRR è stato di quasi 22 milioni di euro. Le nuove case della comunità non sono solo strutture, ma è un nuovo modello organizzativo. Ci sono delle opportunità che prima non c'erano e che andranno definite passo a passo con tutti quanti i protagonisti dell'assistenza territoriale. Gli ambulatori attivi dalle 8 alle 20, gli infermieri di famiglia, la continuità assistenziale, il punto unico di accesso, la centrale operativa territoriale, i servizi diagnostici, l'assistenza domiciliare integrata e i servizi di assistenza sociosanitari sono presenti per legge in tutte le case di comunità. Il nuovo numero unico europeo 116-117 è riferimento in caso di indisponibilità del medico di famiglia. Il cittadino non è più solo coi suoi bisogni, ma ha dei punti di riferimento con percorsi che sono tracciati e definiti e che ci permettono quindi di fare i correttivi laddove necessari. I pazienti in caso di situazioni croniche o non gravi, come sono i tanti codici bianchi e verdi del pronto soccorso, saranno guidati e seguiti evitando anche spostamenti inutili. Viene proprio preso in carico e quindi ha dei continui monitoraggi con l'infermiere di famiglia che verifica un attimo i parametri. Nel momento in cui scopre che questi parametri sono in difficoltà, attiva il medico di medicina generale, il quale poi attiva eventualmente la presa in carico della parte specialistica e quindi una parte diagnostica, e quindi c'è una continua attenzione proprio al bisogno della persona che viene preso in carico e accompagnato.